Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. 11 arresti ad Avola per spaccio di droga, estorsione e detenzione illecita di armi. La banda pericolosa e ben radicata nel territorio aveva al comando un uomo in carcere dall'anno scorso. Pretendeva il pizzo con ricatti, violenze e minacce anche con armi da fuoco. A Favara cani molecolari in ogni anfratto e motovedette in mare nelle ultime battute alla ricerca della donna dispersa nel nubifragio di una settimana fa. Domenica la mobilitazione si arresterà. A Gela 200 le denunce delle donne in un solo anno per violenze domestiche. Dopo il femminicidio della badante romena è allerta rossa per gli abusi in famiglia. Ad Agrigento rischia di chiudere la radioterapia per i tumori. Centinaia di malati sarebbero costretti a spostarsi in altre province. Sit-in di protesta davanti all'ospedale San Giovanni di Dio. Caso Visodent, il Tribunale di Catania blocca il pagamento delle rate a uno dei pazienti dei centri dentistici scomparsi da un giorno all'altro. Proposta di compromesso per tutti gli altri. È messinese, l'unica donna tra i 92 a bordo della seconda flottiglia abbordata all'alba dall'esercito israeliano. Fate il possibile per tirarmi fuori, l'appello social di Elisabeth Di Luca. Scoperti a Fontana Bianca nel Siracusano i fossili degli antenati e dell'ioccio di Catania, gli elefantini nani che popolavano la Sicilia 500.000 di anni fa. Calcio, il Catania riprende gli allenamenti di gruppo in vista della trasferta a Giuliano. Campani motivati dopo il pari a Trapani, ma l'attenzione è anche per i successivi 2 match interni con Benevento e Salernitana. Bentrovati alle prime luci dell'alba ad Avola. Una vasta operazione antidroga ha portato all'arresto di 11 persone e 2 obblighi di firma. Tutti sono accusati di spaccio, detenzione di armi ed estorsione. Desiree Ferlito. 11 arresti e 2 obblighi di firma è il risultato della vasta operazione antidroga condotta dalla polizia ad Avola, nel Siracusano. Per tutti l'accusa è spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione illecita di armi. La piazza di spaccio, attiva a qualsiasi ora del giorno e della notte, aveva come base operativa l'abitazione di uno degli arrestati, non lontano dal centro storico avolese, e lì gli assuntori si rifornivano di cocaina, hashish e crack. L'operazione era iniziata nel 2024 con l'arresto di uno degli indagati di oggi, un avolese di 56 anni al vertice del gruppo che controllava anche altre bande di pusher locali. L'attività estorsiva veniva attuata quando gli assuntori non erano puntuali nei pagamenti delle dosi di droga e prevedevano minacce, violenze fisiche anche con armi da sparo e il ricatto di mettere a conoscenza i familiari e i datori di lavoro della loro dipendenza. Un gruppo, quell'arrestato, definito pericoloso e ben radicato nel territorio, in cui spiccava il ruolo apicale del 56enne. A Favara, ultime dolorose battute alla ricerca della donna dispersa nel nubifragio di una settimana fa. Sono entrati in azione i cani molecolari dei carabinieri. Sono 2 pastori tedeschi specializzati nella ricerca di cadaveri. Da domenica, perlustrazioni sospese. Davide Sardo. Marianna Bellu è scomparsa il 1° ottobre. A Favara entrano in azione i cani molecolari dei carabinieri di Livorno, 2 pastori tedeschi specializzati nella ricerca di cadaveri pronti a seguire qualsiasi traccia. Ogni minuto conta. I soccorritori hanno scandagliato le condotte fognarie fino a 50 metri di profondità. Nessuna traccia, nessun indizio. Oggi si interverrà per rimuovere un'ostruzione e continuare le ricerche lungo le tubature.
non solo terraferma. In mare le motovedette della Guardia Costiera setacciano le acque davanti all'Agrigento, estendendo le ricerche fino a Palma di Montechiaro. La strategia è stata decisa durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal prefetto Salvatore Caccamo. Tutte le risorse disponibili sono ora concentrate sulla ricerca di Marianna. Le ricerche continueranno senza sosta nei prossimi giorni e termineranno domenica prossima. Ogni ora, ogni controllo può fare la differenza. Favara e l'intera provincia restano col fiato sospeso. Soccorritori, cani molecolari e motovedette continuano a cercare. La speranza è che la prossima traccia possa finalmente parlare di Marianna. A Gela, dopo il femminicidio della badante romena, cresce l'allarme per i casi di violenza sulle donne. In provincia nell'ultimo anno si sono registrate 200 denunce per aggressioni domestiche. Gerry Italia. La notte del 17 settembre un silenzio pesante cala su via Amendola. Dentro un appartamento al pian terreno Veronica Basa è già morta. Il compagno Lucian Stan, 40 anni, racconta che è stata una caduta dalle scale, ma sangue, segni di colluttazione e mobili rovesciati parlano chiaro. Non è stata affatto una caduta. Le carte dell'ordinanza ricostruiscono mesi di violenze, urla, colpi, minacce continue. La figlia Florentina, che con Stan aveva avuto una relazione altrettanto violenta, conferma agli inquirenti quello che molti temevano. La madre non aveva mai denunciato per paura. Vicini e conoscenti descrivono la vita di Veronica come un incubo quotidiano, schiaffi, oggetti scagliati contro i muri, urla che si ripetevano quasi ogni sera. La notte del delitto un testimone fugge per paura, un altro chiama i carabinieri. Una violenza brutale che non è un caso isolato. Nel solo territorio di Gela, spiegano gli inquirenti, arrivano ogni anno quasi 200 denunce per maltrattamenti in famiglia, ma molti episodi restano nascosti, invisibili agli occhi delle autorità. Il nostro territorio non è immune di quello del trend nazionale. Noi abbiamo circa quasi 200 episodi denunciati di maltrattamenti in genere e sono soltanto la punta dell'iceberg. E la violenza non si è fermata con la morte di Veronica. Stan avrebbe tentato di intimidire i testimoni, minacciando chi poteva raccontare cosa aveva visto. Adesso tocca a te, ti brucio il portone, avrebbe detto a uno di loro, secondo gli inquirenti, nel chiaro tentativo di ostacolare le indagini. Quando le condotte sono continuate nel tempo, reiterate, anche con vittime diverse, è difficile aspettarsi da parte di un uomo violento un pentimento. Quando hai a che fare con un uomo violento, l'unica soluzione che ti mette realmente al sicuro è allontanarti. Veronica non aveva mai denunciato, la sua morte è un monito. Dietro ogni silenzio una violenza che può esplodere nel buio di una casa. Sulla cardiochirurgia pediatrica di Taormina tornano a farsi sentire genitori dei piccoli pazienti che chiedono maggiore chiarezza sui numeri forniti dalla Regione sugli interventi terapeutici svolti dai centri di Taormina e Palermo. E sul delicato tema tuona il Movimento 5 Stelle. La Regione ha fornito dati fuorvianti, dice Marco Gulà. Si rivolgono direttamente al Ministro della Salute e le famiglie dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina per avere certezze sui numeri forniti dalla Regione in merito alle attività svolte dai reparti di cardiochirurgia pediatrica di Taormina e Palermo. Numeri che non convincono nemmeno il Movimento 5 Stelle, che questa mattina a Palazzo dei Normanni in una conferenza stampa ha puntato il dito contro il governo regionale. I dati riguardano le due cardiochirurgie pediatriche di Taormina e di Palermo, che sono stati presentati all'interno del piano delle cardiochirurgie pediatriche in maniera assolutamente errata. E gli errori sono talmente gravi da rendere impossibile non notarli. Su Palermo, prosegue De Luca, sono stati dichiarati numeri e valori fuorvianti. Il peso medio delle procedure indicato per il 2024 e il 2025 è molto più alto del reale, se riferito alla cardiochirurgia pediatrica. Secondo il deputato Grillino, gli atti che verranno esibiti mostrano che al civico il peso medio degli interventi propri della disciplina non supera 2,2-2,3, mentre Taormina è stabilmente sopra 3,61. Se vogliono fare una cardiochirurgia pediatrica a Palermo e trovano le risorse umane e professionali per farla e per farla funzionare bene, lo facciano, ma non tocchino quella di Taormina, che funziona perfettamente e salva la vita a centinaia di bambini, non solo siciliani. A Taormina non deve essere toccata una virgola. Ad Agrigento è sempre più difficile curarsi per un tumore. L'apparecchiatura per la radioterapia scusate, a San Giovanni di Dio
è ormai antiquata. Davanti all'ospedale la protesta dei pazienti oncologici. Davide Sardo. Ad Agrigento il futuro dei pazienti oncologici è a rischio. Dal 2028 l'unico acceleratore lineare dell'ospedale San Giovanni di Dio non sarà più aggiornabile e senza un nuovo macchinario la radioterapia potrebbe chiudere. Centinaia di malati sarebbero costretti a spostarsi in altre province per continuare le cure. La biopsia prostatica guidata qua ad Agrigento non c'è, sono andato a Bologna. L'ho fatta là, dopodiché mi hanno rilevato che c'erano questi 3 tumori. Questi 3 tumori potevano essere curati con la radioterapia. Sono stato fatto la radioterapia per un certo periodo, dopodiché un giorno di questo si era guastata. Guastandosi questa radioterapia io ho avuto dei problemi. La preoccupazione dei malati è diventata un appello pubblico. Davanti all'ospedale si è svolto un sit-in organizzato dall'area progressista di Agrigento con la partecipazione di pazienti e parlamentari. Con il PNRR tutte le ASP di Sicilia, tranne quella di Agrigento, si sono dotati di nuovi macchinari. Ora, avere in un ospedale di un capoluogo di provincia uno strumento di 15 anni fa con una tecnologia vetusta è veramente un crimine. Nonostante Agrigento e San Giovanni di Dio possa vantare di rientrare fra le eccellenze per le emergenze, purtroppo ancora è deficitario nell'assistenza al malato. Agrigento, che per numero di abitanti avrebbe diritto a 3 acceleratori lineari, oggi ne ha soltanto uno, vecchio e a rischio guasti. La richiesta è chiara: garantire il diritto alla cura senza dover lasciare la propria terra. Caso Visodent, il Tribunale di Catania sospende il pagamento delle rate a uno dei pazienti dei centri dentistici scomparsi da un giorno all'altro. Proposta di compromesso per tutti gli altri clienti caduti in trappola. Lorena Dolci. Canta vittoria uno dei pazienti Visodent liberato dalle rate dei prestiti. Il Tribunale di Catania ha infatti ordinato in via cautelare la sospensione del finanziamento contratto con Compass per un piano di cure odontoiatriche mai completato, perché, come è noto, nel frattempo i centri dentistici erano spariti nel nulla. Un provvedimento d'urgenza in attesa della decisione sulla vertenza. Nonostante il clamore del caso, le proteste dei pazienti e la diffida inviata alla Compass, la società finanziaria aveva continuato a pretendere il pagamento del prestito. Sa di compromesso invece la proposta fatta dalla finanziaria agli altri pazienti, un centinaio a Catania, migliaia in tutta la Sicilia, invitati a farsi visitare da altri centri convenzionati per stabilire lo stato dei lavori di ciascuno. Ogni paziente dovrà decidere poi se continuare a pagare il prestito e completare gli interventi o chiedere rimborso delle rate. Molti di loro stanno valutando bene la proposta, di Compass, stanno valutando se appunto accettare, anche se chiaramente siamo molto sfiduciati poiché non ci si fida più di queste cliniche in generale. Molte persone però nel frattempo si sono rivolte a studi dentistici privati perché in condizioni da non poter aspettare. Ad Agrigento, nonostante la perdurante crisi idrica, si continua a sprecare acqua che si perde per le strade. Guardate con Luca Ciliberti. Visto da lontano sembra lo zampillo di una fontana, posizionata su una rotonda con il prato e con gli alberi. Un'istantanea di una bella città d'Europa. E invece, a ben vedere, si tratta di una copiosa perdita d'acqua da un tombino. Siamo ad Agrigento, la capitale italiana della siccità, la città dove da sempre gli abitanti di alcune zone sono costretti a comprare l'acqua con le autobotti, spesso non sempre legali. La crisi idrica negli ultimi anni ha messo in ginocchio città e culture siciliane, soprattutto nella zona occidentale dell'isola. Tra le cause principali delle emergenze ci sono sicuramente le infrastrutture obsolete e le scarse piogge, ai quali si aggiungono le gravi perdite lungo la rete idrica. In particolare i dati Istat hanno rilevato che oltre il 51% dell'acqua viene dispersa prima di raggiungere la destinazione prestabilita. I dati parlano chiaro. La Sicilia è la regione italiana con la maggior perdita idrica nelle reti di distribuzione. Nel 2025 la dispersione dell'acqua immessa in rete è di poco più del 51%. In province come Enna e appunto Agrigento le perdite superano addirittura il 60%, complici le condotte obsolete e mal gestite. Si prevede che entro il 2030 circa il 70% del territorio della Sicilia sarà a rischio desertificazione. Ma intanto Agrigento si gode delle sue fontanelle estemporanee. C'è una messinese tra le 92 persone a bordo della nave Conscience
della seconda Freedom Flottiglia abbordata questa mattina all'alba dall'esercito israeliano. Elisabeth Di Luca è originaria di Rocca di Coprileone e dopo l'arresto è apparsa dalla barca con un suo video social. Francesco Triolo. L'abbordaggio da parte dell'esercito israeliano della nave Conscience della Freedom Flottiglia è avvenuto questa mattina intorno alle 4:30 a 120 miglia nautiche da Gaza in acque internazionali. A bordo 92 tra medici ed infermieri che sono adesso sotto custodia, mentre le 18 tonnellate di aiuti umanitari destinate a Gaza, medicinali, apparecchiature respiratorie, forniture alimentari e nutrizionali, sono state confiscate, aiuti diretti principalmente agli ospedali. A bordo anche una messinese originaria di Rocca di Caprileone, Elisabeth Di Luca, pedagogista specializzata nel trauma, unica donna tra gli italiani presenti, tra le 92 persone a bordo della nave. Sui suoi profili social gestiti dalla nipote, dopo l'arresto è stato pubblicato un video della giovane. Se state vedendo questo messaggio significa che mio nipote sta scatenando l'inferno, perché gli israeliani mi avranno catturata e gettata in qualche cella di un campo di concentramento. Ovviamente gli chiedo di fare tutto il possibile per tirarmi fuori da lì e aiutare anche i miei compagni e le mie compagne di lotta, ma vorrei chiedervi soprattutto che se in questo momento state sentendo un minimo di empatia per quello che probabilmente starà passando, ricordatevi per favore della Palestina e di quanto è stata martoriata da quasi 70 anni. Elisabeth Di Luca si chiama ed è originaria della provincia di Messina. Il Tribunale di Trapani ha accolto il ricorso presentato dal comandante e dall'armatore della ONG Mediterranea, la vedete, e ha deciso la sospensione del fermo della nave. I fatti in seguito ai quali era scattato il provvedimento di fermo risalgono allo scorso 23 agosto, quando l'imbarcazione, dopo aver soccorso 10 persone nel Mediterraneo centrale al largo della Libia, aveva disatteso la disposizione del porto di sbarco comunicato dalle autorità italiane, cioè quello di Genova, facendo sbarcare i migranti a Trapani. Per la nave le sanzioni previste erano 60 giorni di fermo amministrativo e 10.000 euro di multa, ma adesso il Tribunale di Trapani ha accolto il suo ricorso. Cambiamo pagina. La spianata della vergogna. A Catania, in pieno centro, spuntano discariche abusive alimentate da sacche di inciviltà. Oggi vi portiamo nell'area sottostante Viale Bernini con Tonino De Mana. C'è di tutto, eppure in discreto stato di conservazione, dal frigorifero alle sedie, passando per una scalinata abusiva. C'è anche un estintore che potrebbe servire in caso nella zona dovesse svilupparsi un incendio. In giro, gli immancabili scarti edili, sanitari in disuso e rifiuti di ogni genere. L'ennesimo scempio si consuma nella spianata che separa Viale Gian Lorenzo Bernini a largo Bordighera, pieno centro di Catania ed oggetto di un ambizioso progetto di riqualificazione. In attesa che parole e proclami si concretizzino, non resta che documentare l'attuale situazione e tastare l'umore dei passanti, che di certo non fanno salti di gioia. Qua possiamo passare anche un fine settimana, comodo, col frigo. Ora, se vuole si può anche sedere. No, guardi, devo dire che questa zona, siamo al Viale Vittorio Veneto, un centro che dovrebbe essere, come tutte, anche le parti più basse della città, ben curato, è un obbrobrio. La gente poi si sente autorizzata, vedendo questa porcheria, di buttare la qualunque. Sono tante parole che il comune dice, fa tante piazze, fa tante cose, però ci sono delle zone abbandonate che non gli mette mano. E poi basta andare poco più giù, Viale Vittorio Veneto è molto... Cioè è una zona tranquillissima, molto bella, molto curata, poi c'è questa parte che è lasciata un po' a se stessa. Presto entreranno in funzione dei droni per stanare gli incivili. Cosa ne pensa? Sono a favore, è giusto. Basteranno i droni o servirà un'offensiva di terra per combattere la guerra contro gli incivili? Si vedrà. Intanto, poco più giù, il marciapiede che vi mostriamo, siamo in via Sassari, è off limits per la presenza di un enorme cespuglio spontaneo che nessuno sembra vedere. Magari il drone avvisterà la vegetazione spontanea ed in questo caso saprà già a chi rivolgersi.
Penso proprio di sì. Torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania, Enrico Trentino, in diretta su Telecolor dopo il TG delle 14.30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete brevi messaggi al numero WhatsApp 342 74 55 005. Vi aspettiamo su Telecolor alle 14.30. Ancora a Catania, l'uomo che state per vedere è stato immortalato dalle immagini della dashcam. È una piccola telecamera che si monta sul parabrezza di una macchina. Era in sosta, vedete, e lui rubava zaini e borse che sono stati lasciati da un turista polacco in una macchina parcheggiata in Viale Kennedy, avrete riconosciuto. Il ladro, che è un 39enne catanese, vedete mentre si impossessa della refurtiva, è stato riconosciuto dagli agenti di polizia che l'hanno bloccato con un complice in via Plebiscito dopo un inseguimento per le strade di San Cristoforo. I due sono stati arrestati. Trovato nel Siracusano con una scoperta casuale, trovati i resti di un elefante nano vissuto oltre 200.000 anni fa. Gli esperti ci spiegano perché questa specie, che in qualche modo, come dire, anticipa il liotro di Catania, era di taglia ridotta. Lorena Dolci. L'esemplare più famoso è il liotru, l'elefantino simbolo di Catania. Piccolo e nero, ricorda ai posteri gli elefanti nani che popolavano la Sicilia 500.000 di anni fa. Grandi come pony, le loro tracce continuano ad arrivarci dal passato. Nei giorni scorsi, nella zona di Fontane Bianche, nel Siracusano, sono stati rinvenuti resti fossili di un elefante nano vissuto nel Pleistocene. Una scoperta del tutto casuale da parte del geologo Fabio Branca, in gita con la famiglia. Io non ho assolutamente scavato nulla, ma soltanto con la mia vista mi sono accorto. È l'occhio esperto? L'occhio, sì, diciamo un po' allenato, ma niente di più, quindi lo riporterò per tutta la vita questa emozione. I reperti vanno ad arricchire la già preziosa collezione del Museo Paleontologico del Dipartimento di Scienze Biologiche e Geologiche dell'Università di Catania. Abbiamo individuato dei frammenti di difesa, di zanna, di ossa, di una parte di un cranio con inseriti i 2 molari superiori. Divennero piccoli questi mammiferi grazie a un processo evolutivo che nelle isole porta, per scarsezza di risorse alimentari e per assenza o quasi totale assenza di predatori, a una riduzione di taglia. Convivevano con gli elefantini anche ippopotami nani, tartarughe gigante, iene, cervi, orsi, lontre. In un fazzoletto di terra come quello dell'Iblei noi abbiamo tantissime evidenze geologiche che hanno portato all'istituzione di riserve naturali, di zone speciali di conservazione. Un'area come questa può diventare non solo un laboratorio di ricerca come lo è già, ma anche un sito di interesse turistico. Il nostro scopo è anche quello di produrre un luogo fruibile a tutti. Hai capito da dove viene l'olio? Adesso è il momento della pausa. Tra poco il calcio con l'avvicinamento del Catania alla trasferta di Giuliano. State con noi, vi aspetto. Calcio, da oggi il Catania riprende le sedute di gruppo, anche se ieri sera tanti giocatori, seppure giorno di riposo, hanno comunque svolto un allenamento. Il Giuliano è il prossimo avversario, ma l'attenzione è anche per i successivi 2 match interni. Francesco Triolo. Il pareggio di Trapani ha dato al Giuliano più fiducia ed un punto che ha mosso una classifica precaria. L'attesa e la gara contro il Catania quindi sta crescendo, perché c'è la convinzione di poter mettere in difficoltà un'altra delle squadre più attrezzate e cercare quella vittoria che manca da 1 mese e 5 partite. I rossazzurri arrivano alla trasferta campana con entusiasmo, quello derivante dalla vittoria nel derby con Siracusa dopo 3 pareggi consecutivi che hanno frenato la corsa della squadra di Toscano. Il Giuliano è poi la porta d'ingresso ai 2 big match che il Catania giocherà al Massimino contro Salernitana e Benevento, le prime 2 in classifica, di seguito con il fattore campo da sfruttare. È l'occasione per ribaltarla quella classifica, lo sa bene il gruppo, che ieri nel giorno libero ha visto tanti giocatori allenarsi comunque per mantenere alta adrenalina e concentrazione. I recuperi in vista di Rolfini e Aloi alimentano questa fiducia
le condizioni di forte miglioramento anche, così come il ritorno ormai assodato di Caturano davanti alla vena prolifica di Lunetta, che quando è stato chiamato in campo dall'inizio da subentrante ha sempre fatto bene. E allora ecco che da oggi si lavora ancora di più sulla trasferta di Giuliano, cercando di dare continuità al derby e preparare lo slancio che può cambiare il campionato almeno per i prossimi mesi. Ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie alle 20. Vi ricordo l'appuntamento con il sindaco di Catania Trentino alle 14:30 dopo il TG di Telecolor delle 14. Grazie e buon pomeriggio.